L'allarme latte arriva dai produttori del Veneto, da una parte dagli allevamenti arrivano le mungiture quotidiane che però non trovano più collocazione nei mercati. Quello estero bloccato per timore di contagio e quello interno per chiusura delle attività di ristorazione. E in queste difficoltà gli allevatori segnalano come invece continuino tranquillamente ad entrare i prodotti esteri a discapito di quelli veneti. È questo quello che ci dà fastidio. Per che motivo gli altri continuano a copiare, a usare il Made in Italy semplicemente perché prende l'aria del Brennero o l'aria del Friuli? Lo diciamo da tanto tempo, non riesco a capire perché noi siamo corretti con gli altri e gli altri non lo sono con noi. Sotto pressione l'intera filiera del latte veneto. Effettivamente, parlando anche con i nostri caseifici del territorio, parlando anche con le nostre cooperative importanti, è una situazione veramente critica e dura. Io spero e confido nel consumatore che faccia la scelta adeguata. Adesso non andiamo a mangiare la pizza, ma la mozzarella la possiamo mangiare anche tal quale. Io credo che anche il consumatore debba iniziare a fare le scelte di qualità.